pregare, sentire questa intimità con Dio. Siamo qua oggi per lodare, per pregare, sentire, vivere questa comunione con Dio. E non c'è soltanto Lela, c'è Lello, no? Oggi è questo doppio, Lello e Lela. Sono due grandi calciatori italiani qua, ok? Uno faceva centrocampista e l'altro estrema destra, ok? Pastori. Lello Volpe, presidente della UCEB, della Convenzione Battista Italiana, e per noi è un grande privilegio che lui è con noi questa mattina. Praticamente una volta all'anno tu vieni qua, no? Almeno una volta l'anno, Almeno. sì, dice che il medico l'abbia prescritto. Sì, ok. Almeno una volta l'anno a Treviso. Sì. D'inverno. D'inverno, ok, prossima Sì, volta. perché tempra il carattere. Sì, e Dio ci ha dato una bellissima giornata oggi, no? Proprio napolitana. Sì, Ok, e è un privilegio per noi. Lui è presidente di tutte le chiese battiste italiane, e dove noi siamo anche inseriti, e dopo farò un piccolo resoconto anche di questo ente ecclesiastico, che grazie a Dio è un regalo che anche abbiamo ricevuto in questo senso con tanti soldi. Bene, grazie. No, c'ho già il microfono, vedi, c'ho questo molto più aggeggino semplice. qui, non è una macchinetta per i denti, e c'è il mio tecnico lì che mi guarda. Il testo lo vedremo proiettato sullo schermo e lo leggiamo insieme. Quello che vi dico è che ci sono alcuni brani della Bibbia che contengono in sé tutta la Bibbia. Io li chiamo quei brani biblici speciali. Non voglio incoraggiare i pigri a leggere soltanto alcuni brani della Bibbia, ci mancherebbe altro, bisogna leggerla tutta. Ma proprio quando la si legge tutta si scoprono questi piccoli tesori che ci sono. E questo brano di oggi è un brano che è un piccolo tesoro, perché contiene tutta la Bibbia, cioè contiene tutto il messaggio della Bibbia, tutto quello che noi dovremmo conoscere e sapere della buona notizia di Gesù Cristo, di ciò che è utile, importante, essenziale per la nostra vita, si trova tutto lì. Certo, non poteva che essere così, visto che si tratta di un brano che nasce intorno a qualcosa che ha a che fare con Gesù. Gesù aveva la forza di utilizzare le parole per liberare i cuori delle persone. Sapeva utilizzare le mani per liberare i corpi delle persone. E quando è salito sulla croce ha dato il suo corpo e le sue parole per ciascuno di noi. Quindi questo brano non poteva che regalarci una perla, un tesoro. Quando vi dicono, ma noi che cosa dobbiamo fare? Io che cosa devo fare? Scusate se fischio ogni tanto, ma è normale. Che cosa devo fare io? Sono in chiesa, non ho trovato ancora la mia identità. Come credente, a che cosa sono chiamato? Ci sono spesso dei credenti che pensano che devono fare cose straordinarie, no? Non fa ridere questa storia, però purtroppo un po' di inevitabile e triste sorriso lo fa venire. Sapevo la storia di un pastore che voleva dimostrare alla sua chiesa di saper camminare sulle acque. Non vi dico com'è finita. Ci sono delle sorelle e dei fratelli di chiesa che pensano che devono fare cose straordinarie, no? E certe volte si perdono in queste cose straordinarie. Pensano che bisogna fare cose, migliaia di cose. Ma questa chiesa non fa abbastanza, dobbiamo fare. Ecco, veniamo un po' presi da questa preoccupante sindrome di fare 1000 cose e perdiamo di vista una cosa essenziale. Qual è la cosa che dobbiamo fare? Sapete cosa diceva Lutero? Bisogna porgere l'Evangelo. Che cosa bisogna fare? Bisogna porgere l'Evangelo. Che cosa devo fare io? Devo porgere l'Evangelo. Lutero aggiungeva che Gesù ci ha comandato di annunciare. Quindi quando una chiesa si interroga su cosa deve fare, quando ciascun fratello e sorella si interroga dicendo qual è il mio ruolo,
Poi sarà il ruolo del tecnico che aggiusta i microfoni, di chi accende la luce, di chi pulisce la chiesa, ci mancherebbe altro. Bisogna che i ministeri siano tantissimi in una chiesa, però non bisogna mai dimenticare che il tuo ruolo essenziale, ciò che Dio ti ha chiamato, è quello di porgere l'Evangelo. E ci sono tante donne e tanti uomini che non aspettano altro, che tu possa porgere l'Evangelo. E allora io faccio il mio compito, vi porgo l'Evangelo. Uno dei farisei, che poi scopriremo che si chiamava Simone, che cosa fece un giorno? Invitò a casa sua Gesù, lo invitò a mangiare da lui. Gesù, che era una persona molto educata, entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Il testo greco dice si sdraiò sul divano perché si mangiava in questo modo. Si dice che quando ti sdrai sul divano a tavola ti entra più cibo, quindi si sdraiò sul divano. Ed ecco, una donna, una peccatrice, sappiamo che era una prostituta di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Si fermò dietro Gesù, si rannicchiò, piangendo. Il testo greco dice urlando nel suo pianto. Non come piangiamo noi, che certe volte non si sente nemmeno. Piangeva in modo fragoroso. Piangendo in modo fragoroso, cominciò a bagnare i suoi piedi con le lacrime e poi le asciugava con i suoi capelli, baciava i piedi di Gesù, gli cospargeva di olio profumato i piedi. E naturalmente a quella vista il fariseo, che l'aveva invitato, pensò tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e che specie di donna è colui che lo tocca. È una peccatrice, una prostituta. Gesù, che sapeva leggere i nostri, che sapeva leggere i nostri pensieri, bastava guardarci negli occhi per sapere a che punto eravamo. Gesù allora gli disse, il testo dice, Gesù allora gli rispose, poi vi dirò perché. Gesù allora gli rispose: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, il creditore condonò il debito a tutte e 2. Chi dunque di loro lo amerà di più? E Simone rispose: suppongo che quello a cui è stato condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: la vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Il testo poi va un pochettino più avanti e qualcuno si chiede: chi è quest'uomo che perdona
anche i peccati? È una domanda che ritorna spesso. Chi è costui? Che ritorna spesso negli Evangeli. Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Siete d'accordo con me? Si tratta di una piccola perla, c'è tutto quello che è necessario sapere. Tutto ciò che è necessario sapere per la salvezza è in questo brano della Bibbia. Ve lo potreste persino portare in casa, in tasca, quando si va all'ospedale, in tasca uno si porta questo piccolo brano ed è tutto lì. Nei momenti di confusione, nei momenti di incertezza, di paura, si prende questo brano e si legge tutto l'Evangelo. Bisogna porgere l'Evangelo e questo è il nostro compito. Che cosa significa porgere l'Evangelo? Significa rendere Cristo attuale, presente nella vita delle persone. Se si fanno delle statistiche anche a Treviso, saranno tanti che si diranno cristiani, si dicono cristiani. Ma si dovrebbe fare la seconda domanda, non basta dire sei cristiano, la seconda domanda: Cristo è presente nella tua vita? È attuale? C'è? Perché un Cristo dell'archeologia, Kierkegaard, un filosofo cristiano, diceva il Cristo contemporaneo. E questo porgere l'Evangelo, non accontentarsi che Cristo fa parte dell'archeologia. Sì, ne ho sentito parlare, sì, è stato significativo una volta nella mia vita, sì, ho letto la Bibbia. Ma la domanda nel porgere l'Evangelo è questa: Cristo è contemporaneo, è attuale, è presente, c'è concretamente nella tua vita. Porgere l'Evangelo, rendere Cristo attuale. Ma come si fa a rendere Cristo attuale? Bisogna prendere per la mano qualcuno con molta delicatezza, ma anche con molta convinzione, e portarlo di fronte al grande bivio. Qui qual è il grande bivio di Treviso? Qual è? C'è un bivio qui che ha un nome importante a Treviso. Com'è? Vedo che è nata una controversia su quale sia il grande bivio di Treviso. Il grande bivio dell'Evangelo invece non può nascere controversia. È chiaro, ci sono due strade, puoi prendere la strada di Simone il fariseo, puoi prendere la strada della prostituta peccatrice. Voi dite, un'alternativa un po' imbarazzante, ma non ci sarebbe un'alternativa più leggera di questa? Ecco, qui non è colpa mia. Cioè, se volete mandare una lettera di protesta vi do poi l'indirizzo, ma dovete rivolgervi direttamente al Maestro. Porgere l'Evangelo significa portare un uomo o una donna di fronte al grande bivio e dire: scegli la strada di Simone o la strada della peccatrice. Simone o la peccatrice? Simone. Simone mi fa ridere. Cioè, quella mattina aveva deciso di invitare Gesù a casa. Se avesse saputo tutto quello che succedeva, lo portava al bar a prendere un caffè. Quando prendete Gesù e lo portate a casa, leggete le istruzioni che ci sono scritte sotto. Cioè, non pensate che si possa portare Gesù a casa così semplicemente. C'è scritto, attenzione, personaggio scomodo. Se lo porti a casa non sai come va a finire. E Simone voleva fare una chiacchierata con lui. Io lo immagino questo Simone, steso sul divano, rilassato con altri 3-4 amici, che si porta Gesù a casa a mangiare un po' di agnello, un bicchiere di vino e farsi una chiacchierata tra uomini.
Poi Gesù sarebbe andato via, avrebbe ringraziato e Simone probabilmente avrebbe detto: sapete, ho invitato Gesù a casa. Quando si invita Gesù a casa è meglio sapere che la nostra casa non sarà più la stessa di prima. Quando vogliamo diventare amici di Gesù, sappiamo che la nostra vita non sarà più quella di prima. Quando siamo di fronte al grande bivio e scegliamo una strada, sappiamo che la nostra vita non sarà più la stessa. Simone voleva semplicemente fare 4 chiacchiere, ma non era possibile, perché quando porti Gesù a casa, porti con lui anche altre persone certe volte che non vorresti invitare, anche degli estranei che ti mettono in difficoltà, perché Gesù non si muove mai da solo. Gesù ha sempre una scia di disgraziati, di persone che hanno smarrito la via, di miserabili, di persone che non conoscono qual è il senso della loro vita e stanno lì intorno a Gesù, sempre. Quando prendi Gesù devi prendere anche loro. Quando la Chiesa prende Gesù deve prendere anche gli ultimi, i miserabili. Simone questo non lo sapeva. Voleva Gesù, ma non voleva la estranea, peccatrice, prostituta, che fa, si intrufola. Non è chiaro come abbia fatto questa operazione, ma deve essere stata molto esperta. Si sarà intrufolata proprio mentre Gesù entrava insieme con gli amici di Simone. Si sarà nascosta così bene, e si è trovata lì. Come? Questa è stata una battuta straordinaria, poi me la scrivo. Credo che questa è una battuta molto efficace, è vero, forse conosceva anche quella casa. Come ti chiami, sorella? Come si chiama? Franca, forse conosceva pure quella casa, chissà. Forse sapeva che c'era un'entrata segreta. Chissà, mi hai dato uno spunto, devo indagare su questo. Ebbene, in qualche modo, con i suoi stratagemmi, si trova in quell'appartamento, si trova in quella casa. Simone pensava di poter invitare soltanto Gesù e si trova invece anche la prostituta. E che cosa succede nel cuore di Simone? Succede quello che succede nel cuore di tanti cristiani. Che tutto quello che è dentro il nostro animo, la parte brutta che è dentro il nostro animo, ci abbiamo tutti qualcosa di brutto dentro il nostro animo, sale su, affiora. L'Evangelo tiene questa parte negativa imprigionata, la tiene ferma. Quando poi invece perdiamo il controllo e l'Evangelo non riesce più ad essere il padrone di questa parte negativa che è dentro di noi, questa parte negativa sale su, affiora dal nostro animo. E quindi che succede? Si cambia fisionomia. Sono i cattivi pensieri. Quanti guai che combinano nelle chiese i cattivi pensieri. I cattivi pensieri. Nell'animo di Simone affiorano i cattivi pensieri. Il giudizio affrettato, che diventa pregiudizio. Il fermarsi alle apparenze. Il chiamare in giudizio l'altro senza prima chiamare in giudizio se stesso. Questi sono i cattivi pensieri. E i cattivi pensieri trasformano la fisionomia delle persone, ci rendono più brutti,
A proposito, i credenti sono chiamati ad essere dei fisionomisti, non solo il pastore. Tutti dobbiamo imparare a leggere la fisionomia delle persone, anche dei nostri fratelli e sorelle. Dobbiamo subito capire, intuire che cosa c'è stamattina che non va. C'è qualcosa nella tua fisionomia che non va. Che cosa c'è? Perché non ci si siede un attimo e ne parliamo? E che cosa fa Gesù? Da buon intenditore legge la fisionomia di Simone e il testo biblico usa questa bellissima parola. E Gesù rispose. A che cosa risponde? Non ha parlato Simone. Risponde all'animo senza parole, ma che si vede, di Simone. Risponde. Risponde ai cattivi pensieri di Simone e risponde in due modi straordinari. Il primo modo, dice a Simone: ho qualcosa da dirti. Tutto qui, ho qualcosa da dirti. E adesso vi faccio io la domanda. Pensate che Gesù abbia ancora qualcosa da dirci? Perché questo è un grande problema. Il problema è che noi certe volte pensiamo che Gesù non abbia più niente da dirci. E quando i cattivi pensieri trasformano la nostra fisionomia, è forse perché abbiamo smesso di ascoltarlo. E allora Gesù capisce che Simone ha bisogno di nuove parole. Il maestro direbbe di nuovi inni. Ha bisogno di cantare un canto nuovo. E allora Gesù dice: ho qualcosa da dirti. Pensi che Gesù abbia qualcosa da dirti? Tu che sei venuto qui oggi, pensi che Gesù abbia qualcosa da dirti? Perché Gesù ha sempre qualcosa da dirci. C'è sempre una nuova parola, una parola straordinaria. E quando c'è qualcosa che non va nella mia vita, e quando mi accorgo che i cattivi pensieri stanno prendendo il sopravvento su di me, vuol dire che Gesù ha bisogno di dirmi una parola nuova, che Gesù ha qualcosa da dirmi. Ed è quella la medicina. È quello che può guarirmi da qualsiasi malattia dell'anima, non quando mi affido alle mie parole, ai miei pensieri, ma quando so che Gesù ha qualcosa di nuovo da dirmi. E la seconda cosa che fa Gesù è una domanda straordinaria. Dice a Simone: la vedi quella donna? Sembrerebbe una domanda banalissima, ma è una domanda fondamentale. In realtà Simone non l'aveva vista, o meglio l'aveva vista con gli occhi del pregiudizio, ma non l'aveva vista con gli occhi del cuore. E il nostro problema certe volte è proprio questo, che chi è afflitto dai suoi drammi diventa invisibile ai nostri occhi e noi non lo vediamo, rimane chiuso nell'oscurità, nella notte, nel buio, e noi non riusciamo a vederlo. O lo vediamo in un modo che non è veramente quella persona. E allora Gesù fa una domanda essenziale, dice: la vedi? È veramente lei che stai vedendo? O stai vedendo qualcos'altro? Getta il tuo sguardo su di lei, concentrati su di lei e non sui tuoi cattivi pensieri, non sui tuoi pregiudizi, guarda lei. Che operazione che fa questo maestro, che grande questo Gesù. Ho qualcosa da dirti. E poi guarda lei, metti gli occhi su di lei, allontanali
dai tuoi cattivi pensieri, guarda lei. Noi non sappiamo che cosa succede nella vita di Simone. E io mi auguro che Simone abbia preso un'altra strada, che abbia abbandonato la sua strada, che abbia fatto un cambiamento di strada e si sia innestato sulla strada della peccatrice. Me lo auguro per lui. Però sappiamo invece che cosa ha fatto questa peccatrice. E adesso abbiamo bisogno di concentrarci su di lei. Dopotutto la strada di Simone non ci aiuta. Ricordatevi, la strada di Simone non ci aiuta. Non ci aiuta a invitare Gesù a casa, non ci aiuta a avere questa familiarità e farci due chiacchiere con Lui. Tutto questo non ci aiuta. Non ci aiuta a dire, ma io l'ho invitato a casa, certo, non gli ho lavato i piedi, certo, non gli ho unto i capelli, certo non gli ho dato un bacio, ma dov'è che è scritto che dovevo fare tutto questo? Io conosco quei cristiani che dicono, sì, ma io sono cristiano, però dov'è che è scritto che devo fare più di quanto faccia? Non c'è scritto da nessuna parte. Ma questa è la differenza tra un cristiano ordinario e un cristiano straordinario. Il cristiano straordinario non ha bisogno di qualcuno che gli dica cosa devi fare, perché nasce dentro il suo cuore e non lo può trattenere. Simone tutto questo non lo sapeva, pensava di aver fatto le cose normali e indispensabili, si era messo a posto la coscienza e quella prostituta gli ha rovinato la giornata. Come sia finito con Simone noi non lo sappiamo. Sappiamo che quella strada non va bene, non funziona e che bisogna deviare, bisogna prendere un'altra strada. Io credo che la strada di questa peccatrice sia una strada molto importante per 3 ragioni. La prima ragione, una donna in quelle condizioni sarebbe dovuta restare schiacciata dal peso del suo debito. Come si fa a vivere in quella condizione? In quella condizione doveva rimanere paralizzata nei suoi sensi di colpa, nella sua disperazione. In quella condizione quella donna doveva essere una donna piena di sofferenza. E allora mi chiedo, ma da dove ha preso la forza di alzarsi? Dove ha preso la leggerezza e il coraggio per entrare nella casa di Simone il fariseo e di fare quello che ha fatto? Doveva essere schiacciata dal debito, ma non è stata schiacciata dal debito. Per quale ragione? Perché è stata perdonata, ha conosciuto il perdono. Il suo creditore gli ha condonato un debito enorme. Il suo creditore non solo gli ha cancellato il debito, ma ha cancellato il debito per sempre. Non ha detto ti cancello il debito per 6 mesi, lo ha cancellato per sempre. Mi permettete un gioco di parole? Il creditore, che è Dio, si è screditato sulla croce per sempre. E screditandosi sulla croce per sempre ci ha resi donne e uomini liberi dal debito per sempre. E questa donna ha provato dentro di sé cosa significa essere per sempre liberati dal debito. Ed è questa la ragione per cui ha trovato la forza di alzarsi e andare a casa di Simone, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Conoscere la potenza straordinaria del perdono di Dio. Vedete, per questo c'è tutto l'Evangelo qui. Conoscere la potenza straordinaria del perdono di Dio. Quanti uomini e quante donne sono paralizzati qui a Treviso dai debiti.
e ancor più dai debiti reali, dai debiti interiori dell'anima che valgono di più, purtroppo, credetemi, e che hanno bisogno di qualcuno che gli dica la parola perdono, che gli dica la parola Dio ti perdona. E questa donna ha conosciuto il perdono di Dio. E quando sa che Gesù è a casa di Simone, vuole esprimere tutta la sua gratitudine per questo perdono che le è stato concesso. Per questa ragione, conoscendo la casa di Simone e gli amici di Simone, si intrufola nella casa. Il perdono di Dio, il secondo ingrediente, è la fede. La fede, sapete che cos'è? È un atto di coraggio. È il coraggio di correre il rischio. Quando lei si intrufola nella casa di Simone, quante cose potevano succederle? Provate a farne una lista. Poteva essere presa a pedate e cacciata via. Poteva. Gesù stesso poteva rimproverarla e dire: ma stai ferma, come ti permetti? A piangere così in modo fragoroso, a interrompere una bella chiacchierata che sto facendo con gli amici. Questa donna poteva essere richiamata ad un comportamento più appropriato, perché non ci si scioglie i capelli davanti a degli uomini in una casa estranea, non si baciano i piedi di qualcuno, non si fanno tutte quelle cose che ha fatto lei. Ma lei sapeva esprimersi soltanto in questo modo. La sua gioia per il perdono di Dio sapeva soltanto comunicarlo così, e l'ha fatto con i suoi mezzi. Ma ha corso il rischio. Ha corso il grande rischio di fidarsi di Gesù, si fidava di Gesù, aveva piena fiducia in Gesù. Sapeva che Gesù non avrebbe mai potuto cacciarla via e che avrebbe capito quei suoi gesti muti e che avrebbe capito che quella era la sua fede ed era quella fede che l'aveva salvata. E quindi corre il rischio. Ha conosciuto il perdono e corre il rischio della fede. E come lo fa? Terza cosa, lo fa amando. Amando. Ci sono delle persone che si fermano alla fede e la fede diventa una bella teoria. Lei ama. Dice: come bisogna amare? Ma non c'è un modo per sapere come bisogna amare. Lei ama in quel modo, compiendo quei gesti, perché ciascuno di noi è chiamato ad amare Gesù nel suo modo unico e speciale. Nessuno ti può dare una regola. Una chiesa è fatta da 100 persone? Ci devono essere 100 modi diversi di amare, perché ciascuno nel modo in cui è, non il modo in cui dovrebbe essere, secondo il parere di qualcun altro, ma nel modo in cui è, deve riuscire ad esprimere il suo amore. E quell'amore lì diventa originale, unico, straordinario, perché il suo, è proprio il suo, appartiene a lei, appartiene a te. E lo senti dentro, viene dalle tue viscere, è originale, unico. E lei ama in un modo unico e originale, compiendo quei gesti. Questa è la strada della peccatrice. Una peccatrice che ha conosciuto il perdono di Dio, che l'ha sbloccata dal peso del debito, che ha corso il rischio della fede, il grande rischio, perché ha avuto fiducia in Gesù, si è fidata di Lui. Non mi potrà cacciare via. Se vado ai suoi piedi, non mi caccerà via. E l'ho amato così com'è, non come poteva essere, così com'è, con i suoi mezzi a disposizione.
con la sua capacità di amare, nel suo modo unico e originale. Porgere l'Evangelo. Questo è il compito che ti è affidato, che è affidato a ciascuna e a ciascuno di noi. Porgere l'Evangelo, rendere Cristo attuale nella vita degli uomini e delle donne di oggi. Ma per rendere Cristo attuale bisogna che noi ci liberiamo della strada di Simone. È una strada che non serve, è una strada inutile. Noi non possiamo pensare che basti farsi una chiacchierata con Gesù, invitarlo a casa, avere un po' di familiarità e di conoscenza per poter essere salvati. Non basta, non è sufficiente. Una fede ordinaria non ci salva soltanto una fede straordinaria. E allora dobbiamo percorrere insieme a tanti estranei, insieme a tanti miserabili, insieme a tante persone che hanno bisogno dell'Evangelo, bisogna percorrere la strada della peccatrice. Bisogna sentire dentro di sé la grande gratitudine per il perdono di Dio. Grazie Signore perché mi hai perdonato e non lo meritavo questo perdono. Io mi sentivo debitore per sempre e tu mi hai liberato dal debito. Non sei più un Dio creditore, sei un Dio che ha preso su di sé il mio debito e lo ha portato sulla croce. Perché sei un Dio così meraviglioso, io voglio correre il grande rischio di crederti, di affidarmi a te, di affidarmi a tuo figlio, completamente. Anche se agli occhi degli altri può sembrare strano, ma lo farò. E lo farò amando nel mio unico e speciale modo che io posso amare. Lo farò. E lo farò avvicinando gli altri, perché so che anche gli altri hanno bisogno di tutto questo. Questa piccola perla è tutto l'Evangelo. Custodiamola gelosamente, portiamocela a casa, facciamo diventare questa piccola perla il nostro pane quotidiano. Che il Signore ci benedica. Amen. Amém? Staremo cantando adesso Voglio fruttificare, giusto? E approfittando queste parole, cantiamo questa musica, queste canzoni con questo desiderio. Una preghiera, un desiderio di fruttificare, di portare questo Vangelo. Non è un momento di offerta, ok? Che di solito nós sempre facciamo l'offerta subito dopo la predica, ma oggi non faremo questo. Nós staremo cantando questa musica con questa preghiera, con questo desiderio e con questa responsabilità di volere fruttificare. Possiamo stare in piedi? Cantiamo assieme questa musica, desiderio, volere fruttificare. Ma è un momento della mia consegna, non è un momento della consegna personale di soldi o beni materiali, ma della mia consegna. Io voglio fruttificare, approfittando questa parola di portare la bellezza di questo Vangelo di salvezza. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio in questo momento.